Moda e solidarietà stamani presso la sede dell'Associazione Volontari di Strada al Viale della Vittoria, una manifestazione intitolata Il mondo a colori, una sfilata di abiti da sposa e di accessori multietnici. Il ricavato sarà impiegato ai fini sociali per il sostegno dei meno abbienti. Siamo qui oggi appunto per questa iniziativa che abbiamo pensato noi volontari, il mondo a colori, perché noi crediamo fortemente che il mondo deve essere a colori e abbiamo pensato a una sfilata di donne che vivono ad Agrigento di tanti paesi che li potesse unire con una cosa, che è l'abito da sposa, che è il sogno di qualsiasi donna a qualsiasi latitudine e qualsiasi paese. Quindi oggi siamo qua proprio perché vogliamo andare al di là dell'odio che c'è per ora, della violenza anche verbale, mandando un messaggio a tutti, cioè guardate che abitiamo tutti questo mondo e non è possibile che c'è un uomo diverso da un altro solo perché vive in un altro paese. Noi siamo stati fortunati a nascere nella parte del mondo ricco, ma tante donne oggi soffrono e vivono nella parte del mondo povero e vengono sfruttate. E noi vogliamo riunire tutte queste donne e appunto andare al di là dei colori, perché il mondo deve essere a colori. Oggi questa manifestazione a cui sono stato invitato e che ho l'onore di presentare si intitola Il mondo a colori. Ci saranno delle ragazze di tutte le nazionalità, per lo più africane, che sfileranno con abiti da sposa ed è una cosa bellissima questa. L'abito da sposa sta a significare il fatto che l'interazione, l'interculturalità e quindi anche l'inclusione passa pure attraverso la possibilità di interagire, no? in maniera sposandosi anche, perché no? Sarebbe interessante. No? Il mondo a colori cosa vuol dire? Vuol dire che i colori della pelle, quindi i colori dell'arcobaleno, cambiano dall'equatore ai poli, ma non perché ci siano delle diversità di superiorità o inferiorità, è semplicemente l'effetto del sole sulla pelle. Se io mi trovo all'equatore, il sole agisce sulla mia pelle, per cui la mia pelle si difende espandendo dalle sue cellule epidermiche la melanina che diventa periferica e quindi divento nero. Se mi sposto, più vado verso i poli, più divento bianco, più divento chiaro, tutto qua. L'unica differenza è ambientale di come agiscono i raggi del sole sulla mia pelle, per il resto il DNA è uguale per tutti. Siamo stati invitati dai volontari di strada perché lavoriamo con delle ragazze che sono richiedenti asilo e protezione internazionale, associazione Aquarinto, progetto Sprare di Comitini, ed è stata un'esperienza bellissima perché si sono confrontate con diverse culture, diverse dalle loro e tradizioni diverse da loro. I volontari di strada quotidianamente svolgono un lavoro importantissimo, ecco, quello di pungolo, di stimolo verso un mondo della solidarietà. Facciamo un bilancio un po' di questa attività che comprende anche l'iniziativa di oggi, finalizzata sempre alla raccolta fondi. C'è la povertà che aumenta sempre di più, abbiamo richieste d'aiuto soprattutto dagli agrigentini, assistiamo 200 famiglie di cui solo una piccola parte sono famiglie di immigrati perché la crisi qui ad Agrigento è tanta. Purtroppo non abbiamo contributi, le istituzioni non rispondono, quindi facciamo questo bussare alla porta del cuore di tutti gli agrigentini e devo essere sincera, nell'ultimo periodo anche le donazioni praticamente sono diminuite, forse perché è l'effetto della crisi che stiamo passando tutti. Che dire, noi invitiamo tutti i cittadini a continuare anche portandoci buste di latte, la pasta, tutto quello che può servire ai bambini in aiuto perché, ripeto, aumentano le necessità in dismisura, però a volte siamo impotenti nel poter agire.